viaggio per essere ad Azzara, in quanto stasera c'è un concorso di poesia in uno dei luoghi più caratteristici della Barbagia. Azzara è un luogo antichissimo, ha dato il Natale a dei poeti di grande significato. Ho accettato questo invito di Alasin Bolu per poter declamare una poesia di carattere sentimentale, chiaramente in sardo logudorese, e tra poco potreste seguire la mia modesta performance, come direbbero i parenti inglesi. A tra poco. Quindi andavo da denante, chiamamos a William Simula de Ussi. Un applauso a William. Grazie. Buonasera. Allora, una cosa propriamente bilingue. Io ho pubblicato un libretto contro la droga, è dedicato a una visetta che conosco in biblioteca da voi. Me la pagata in mezzo a droga da poco tempo. Siccome provocuna è che in una comunità di recupero, questa poesia che ha scritto in saggio, dedicata a qualche novità di manna che hanno tutto resessini a entrare in qualche comunità che sono meta importante. Dunque, ho preguntato a Maria se poteva leggere sia la poesia che in concorso, però un piccolo assaggio, no, relativo a questa pubblicazione che appunto relativa a questo problema. Quindi velocemente leggo un frammento di questo libro e poi la poesia in sardo che è relativa appunto a questa novità e quindi a questa pubblicazione. Ho come il dovere di cercarti sempre, dato che la tua vita mi inquieta, non volendo essere altro che tragica per te e per quelli che sinceramente ti vogliono bene. Noi elaboriamo un lutto senza fine, il quale, nelle culture occidentali, mi ricordava il mio caro mentore Carlino, uomo di grande fede cristiana, viene solitamente associato al colore nero. Persino sapere che posso sognarti non mi appaga più, se poi devo constatare che la tua realtà personale spesso è caratterizzata da finta calma e straniamento totale, perché questo è ciò che produce la droga. Caracché, la tua rivolta, ti avrebbe detto Pierpaolo Pasolini, intellettuale lucido e rigoroso, benché terribile e commovente e inutile, perché priva di cultura e fuori dalla cultura. Quando ti ho detto che queste parole erano di Pasolini, di cui avevi sentito parlare all'epoca in cui frequentavi l'istituto d'arte, mi hai risposto con fastidio e stupore: chi? Quel comunista. Io, con tono didascalico: sì, comunista, romanziere, poeta, pittore, autore di canzoni, critico letterario, saggista, politico, giornalista, calciatore, sceneggiatore, regista, attore, insomma, Caracché, uno dei maggiori intellettuali del dopoguerra. Un attimo dopo averti detto queste cose ti ho teso la mano e ti ho regalato con orgoglio le sue splendide poesie, che il suo grande amico Moravia considerava liriche e civili. Sì, perché soltanto con la cultura, secondo me, e quindi con la poesia sarda, italiana, inglese, eccetera, si può superare anche il vuoto che produce la droga. Dunque, a tale proposito, c'è una bellissima novità poi che anche grazie a questa piccola pubblicazione, dopo 7 anni che era buttata nel centro storico di Sassari, ha accettato di entrare in una comunità di recupero. È già un anno lì, sta risorgendo, questa è una traversone, e quindi io ho scritto questa poesia in sardo. La parte iniziale è triste, no? Relativa al passato, poi c'è questa speranza, quindi questa rinascita molto molto attuale di questi giorni. A s'ultima luce de Susero, cara di luna,
si immagina due di sizza su sole, e uno vaghe sufficiente a intendere entro su coro s'amargura dell'anima mia. Come s'amore mio, este un usono di lutto, una rondine che non vola d'inverano e non creia di conoscere, all'acana dessa vita transitoria, sa si spina del suo fuoco amoroso, che m'affliggi non si note, che senza riposo. Ma da un coro di biso nasce si spera, da un sentito nuovo dei stella. Grazie William.